Gli alpini a quota zero a Bibione scaldano il cuore dei veneti. Dalle montagne al mare il racconto di un viaggio, quello delle penne nere del Triveneto che sul territorio continuano ad operare anche oggi nel nome dei valori di unità, solidarietà e altruismo. Da piazzale Zenit le voci delle tante penne nere incontrate in arrivo dalla Marca. L'importante è essere alpino. Sì, con due figli alpini. Bene, grazie. I valori alpini se li ha portati... Sempre. Gli alpini sono un po' come i templari, sono votati, è una fede. Sì, sempre, comunque, perché tanto abbiamo fatto la prima sfilata a Firenze nel 75, capogruppo 79, tra io il più giovane capogruppo della sezione, 79. Campo Croce. Campo Croce di Mogliano Veneto, Fullan Renato, settimo alpini Tai di Cadore. Resana. Sì, Torre Silvano, gruppo alpini di Resana. Quando doveva ferrarli, cosa gli diceva ai muli? Niente, eravamo lì, li prendevi la gamba pian piano, lo accarezzavi, una carezza e basta. Insomma, lei ha imparato il saper fare anche con gli uomini lavorando con i muli. Bravo, sì, è proprio vero. Alpino? Alpino, 11° alpini d'arresto, 269. Chi vuole salutare a casa? Tutta quanta la famiglia, tutti quanti conoscenti. Campocroce, Ponte di Piave, Zero Branco, Istrana, tutti i comuni trevigiani. Prima la festa, poi lo sfilamento. Un pensiero anche per le donne a fianco degli alpini. Sono le poste che venivano portate al fronte e le lettere dalle famiglie. Da quanti anni è che lei porta avanti questo ricordo? Da tanti anni, che io mi ricordo ero ancora una bambina. Sono valori questi che rappresentiamo che sono molto importanti anche per il futuro dei giovani. Alpini che durante la Grande Guerra sono stati anche carabinieri, acclamati dalla folla e salutati dai tanti fratelli che con la loro presenza oggi hanno voluto onorarli. Siamo stati orgogliosi, noi siamo qui di San Michele, siamo entusiasti di vedere tanti alpini, tanti fratelli alpini. Questo ci fa onore anche a noi bersaglieri. Nella storia d'Italia ci sono i nostri irredenti, ci sono i nostri Giuliano Dalmati.